Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live per quanto riguarda gli appuntamenti con Friuli TV. Abbiamo fatto pochi minuti fa un promo per parlare di una bella iniziativa che si svolgerà proprio questo sabato a Ronchi dei Legionari. Allora andiamo a vedere subito se è pronto. Abbiamo già fatto le prove tecniche, è già pronto con noi Buongiorno. Luca Perrino, le ali delle notizie, perché Luca sabato ci sarà questa giornata, possiamo dire, dedicata al mondo dell'informazione direttamente e E indirettamente, indirettamente. con tanti appuntamenti in un'unica giornata tutta da vivere e degustare intensamente, no? Buongiorno a tutti e grazie Omer ancora dell'ospitalità di Friuli TV per la nostra associazione. Sabato 23 sarà una giornata importante per Ronchi dei Legionari, sarà una giornata improntata al tema della libertà, la libertà di stampa e di espressione e la valorizzazione dell'articolo 21 della nostra Costituzione in particolare. Ma sarà anche una giornata in cui ancora una volta ricorderemo in maniera puntuale, direi anche concreta, una delle anime di questa nostra associazione. Cristina Visentini purtroppo è venuta a mancare lo scorso 9 di agosto, a soli 56 anni. Lei è stata un motore non solo delle ali delle notizie, è stata una giornalista professionista precaria per molti anni e a Ronchi dei Legionari ha lasciato il segno anche perché lei è stata per molti anni anche la presidente della Certo. Società Filarmonica Giuseppe Verdi, una Possiamo società. dire, possiamo dire Luca, anche per è una frase che molto spesso sottolineo, no? I famosi hashtag, karma, chiamali come vuoi, del serio, lei era una di quelle giornaliste classica cronista di provincia a cui il Sì, voyeurismo non gli si addice, no? Tanto per essere chiaro. assolutamente. Lei è stata una persona innanzitutto da un animo particolare. Questa professione lei l'ha scelta, non gli è piovuto addosso, è stata una professione che da alcuni lati gli ha dato una grande soddisfazione, ma anche purtroppo gli ha riservato parecchie amarezze, come succede ai giornalisti che noi chiamiamo freelance perché ci sembra bello, ma sono precari. Ecco, il precariato purtroppo è un giornalismo che qualcuno considera di serie B e invece è il motore dell'informazione italiana, trattato purtroppo da chi ha le leve dei comandi in maniera del tutto inadeguata e noi lo sottolineeremo in questa giornata perché non vuole essere una sviolinata nei confronti di Cristina, è un omaggio che noi le abbiamo voluto riservare, un grazie ancora perché comunque non la dimenticheremo, non è che con il festival e con questa iniziativa poi ci dimentichiamo di lei, lei non potrà essere dimenticata da chi l'ha conosciuta, Certo. stimata e voluta, ma crediamo che chi passerà da sabato in questo nuovo passaggio pedonale tra via Roma e Piazza della Concordia potrà scoprire qualcosa di più di lei e questo ci fa immensamente piacere. Poi ricordiamo, e l'hai già detto tu, insomma, Cristina era anima e corpo di questa associazione, è stata una di quelle che sin dal primo secondo in cui tu hai, come si dice, gettato le basi, le fondamenta per creare quello che è il festival poi internazionale Le Ali delle Notizie che si svolge ogni anno nella zona di Ronchi delle Giornali, ma abbiamo visto quest'anno soprattutto si sta sempre più allargando, no? Diventa itinerante nel Certo, territorio della provincia di Gorizia e certo. probabilmente anche quella
di Udine non è da escludere, io penso che al posto anche lei avrebbe fatto la stessa cosa, perché l'hai descritta perfettamente, era veramente una persona oltre al lavoro, nel senso non era il classico giornalista che magari si copre dietro una maschera e poi una volta tolta la maschera diventa altro. Invece lei veramente era la persona che vedevi sia dal vivo, davanti o dietro le quinte, era sempre lei, no? Ma assolutamente lei era così, non aveva bisogno di particolari riconoscimenti, ecco, lei lo faceva con il cuore, come ha fatto tutto con il cuore, perché sai Omar, leggo spesso critiche a non finire sui social nei confronti di questo, di quella, di quell'altra iniziativa. Molte volte ci si dimentica che bisogna fare anche ognuno di noi la nostra parte. La critica costruttiva va benissimo, è un motore, una linfa, ma ogni tanto bisognerebbe anche dire, boh, faccio anche qualcosa per gli altri, per l'associazionismo, per la società, per il comune dove abiti, per la popolazione, per qualsiasi entità o realtà. Molto spesso chi critica dietro la tastiera, dietro lo schermo di un computer è quello che poi se ne sta in pantofole a casa e non rischia mai né la pelle né la faccia né niente. Senti, mi hai fatto un assist, se permetti, mi hai fatto un assist perfetto. Perché? Perché oggi torna di moda questo concetto molto semplice, no? Hai detto una cosa molto importante. Chi ti critica è sempre quello che sta dietro la telecamera o dietro la scrivania, no? Nel senso che sono Certo, tutti bravi a linciare i giornalisti dicendo ah, voi siete fomentatori e via assolutamente. dicendo. Basta vedere gli ultimi episodi, che purtroppo non sono gli ultimi, ma poi magari gli stessi non sono capaci di dire vabbè, io voglio fare informazione, benissimo, trovi sicuramente tra di loro c'è qualche collega iscritto all'ordine per svolgere il ruolo di direttore responsabile, paghi una quota al tribunale per iscrivere la testata, raggruzzoli un po' di soldini, come si dice, per fare impresa e poi tranquillamente ti puoi aprire la tua televisione online, fare Certo, informazione come ritieni valida secondo le tue linee editoriali. Cioè, quello che dice assolutamente. giustamente Luca, che è molto più diplomatico del sottoscritto, Mm, invece di continuare a tirare, come si dice, quella cosa in mm. continuazione, fatela voi, provate, così vediamo se siamo incapaci noi o siamo i servi del padrone o siete bravi voi a fare, come si dice, il nostro mestiere. Poi sai, noi abbiamo contro il fatto che noi abbiamo comunque la spada di Damocle sempre della denuncia per diffamazione. E chi invece lancia quello che hai detto tu a spada tratta sui social se ne frega perché tanto nessuno gli farà mai niente. Poi sai, tutte le intimidazioni poi alla fine lasciano il tempo che trovano perché io ho provato anche a sporgere denuncia nei confronti di persone che mi hanno diffamato e è stato tempo perso purtroppo, non sortisce a nessun Certo. effetto, bisogna andare avanti e lasciare che paghino e quando dichiarano sui social e riempiono i commenti sotto i post, neanche guardarli, insomma, secondo me ignorare queste persone è Chiaro. quello che possiamo fare. E poi, se mi permetti, Luca, dobbiamo sempre parafrasare il principe, cioè quell'Antonio De Curtis, tanto per essere chiari, che con le sue battute ci ha fatto ridere, ma ci ha fatto riflettere, no? Tipo come può capitare magari questi personaggi, no? Che vomitano il più di quello che potrebbe essere nel loro comprensorio vocabolistico nei tuoi confronti, no? E tu usi una frase sempre normale che rientra sempre del principe De Curtis: non si devono fare rumori con la bocca. No, no, assolutamente, assolutamente sono Senti, d'accordo con te. certo, non è che siamo andati fuori tema, perché si No, no, parlerà ben, anche di comunque questo, rientra no? nel... All'interno. Ecco, rientra all'interno di questa giornata che noi organizzeremo per sabato e che quindi ci darà la possibilità anche di accendere i riflettori nei confronti di questi argomenti di cui abbiamo parlato. Insomma, sarà una giornata intensa, iniziamo già al mattino, proseguiremo nel pomeriggio e la sera ci sarà un concerto, anche perché voglio ricordare bene che si sappia, questa iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale Leali delle Notizie, dalla Società Filarmonica Giuseppe Verdi e dall'amministrazione comunale di Ronchi Regionali, quindi è una collaborazione che abbiamo instaurato e che vogliamo portare avanti anche nel futuro nel nome di Cristina.
certo. Senti, so che arriveranno anche i papaveri, no? Tanto per essere chiari. Non Beh, quelli che noi si raccolgono sul avremo... campo, eh. Prego? Non quelli che si raccolgono sul campo. No, 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 no. Beh, insomma, avremo la presenza importante durante la mattinata di Nello Scavo, che è un giornalista di Avvenire che è sotto scorta e quindi sotto tutela proprio perché è minacciato, e quindi è quello che ci porterà la testimonianza di quello che è il pericolo di qualcuno di noi di fare questo mestiere. Ci sarà il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Giuseppe Giulietti, sarà con noi Cristiano Degano, il presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti, Fabiana Martini di Articolo 21, poi via via nel pomeriggio altri giornalisti, Paolo Mocchi dell'Associazione per la Costituzione di San Daniele del Friuli, e alle 18 verrà presentato questo libro di Alessio Lasta, inviato della Sette. Tra l'altro in questi giorni Alessio Lasta è impegnato a Trieste e presenterà il suo libro sulla Costituzione violata proprio, e quindi proprio entreremo nel vivo di questo argomento in questa giornata particolare, che inizieremo alle 11 con l'inaugurazione di una panchina dedicata a Cristina, una panchina a cui è abbinato un totem nel quale ricordiamo Cristina, e una panchina che ricalca quella che lei aveva ideato e realizzato e che noi abbiamo per la prima volta portato a Ronchi nell'ottobre del 2019, ma poi abbiamo esportato in altre zone d'Italia, a San Daniele del Friuli, a Roma, a Torre Annunziata, e quindi per ricordare tutti coloro i quali hanno perso la vita e hanno sacrificato la loro vita proprio per questo mestiere. Quindi in questa occasione saremo noi a dedicarle una panchina a lei, perché quando qualcuno si siederà su questa panchina dovrà riflettere su chi era Cristina, su chi sono le persone come era Cristina, e su quello che deve essere l'impegno che quotidianamente noi dobbiamo portare avanti, sia per fare della buona informazione, ma anche per essere, permettimi Omar, dei buoni cittadini, perché dobbiamo pretendere dai comuni, dalle province, dalle regioni, dallo Stato, ma anche dobbiamo pretendere da noi stessi di essere attori protagonisti e non solamente delle comparse che poi si trincerano, come dicevamo, dietro la tastiera di un computer. Questo per noi è molto importante. Bene Luca, prima di concludere, ci sono anche altri appuntamenti in cantiere da qui a fine anno? Da qui a fine anno poi noi diciamo che proporremo ancora un paio di mostre nella nostra saletta espositiva, dove ancora abbiamo una mostra dedicata al Nicaragua. Poi ci prepareremo alla prossima edizione del festival, che contiamo di portare a giugno, e quindi di anticipare rispetto e di tornare alla normalità, speriamo. Noi poi ci butteremo a capofitto nell'organizzazione di questo programma, che per noi è molto importante. Bene, io ringrazio Luca Perino e buon lavoro, come si dice in questi casi, per la partecipazione. Ti salutiamo Luca, e chiaramente fra qualche istante poi ti manderò chiaramente il link anche di questa diretta per riproporla poi agli amici che vorranno seguirla in differita. Noi torniamo in studio. Eccoci qua. Rientro io, avevo calcato male, come si dice, il bello della diretta che è questa. Grazie Luca, dunque, per la tua partecipazione. Ti lasciamo perché so che hai altri impegni. Io vi invito, gentili amici e amiche, a restare sintonizzati con noi, perché tra poco, una ventina di minuti circa, saremo di nuovo online con l'edizione giorno del nostro audio video giornale, con gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Non resta che ringraziarvi come sempre per la visione all'ascolto e augurarvi un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Grazie ancora. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music, e sei in pole position.